molto quella frase che ha detto Stendhal, che è dall'acqua che si vede si spiega la felicità del carattere veneto. Questo libro è un racconto, è una presentazione di una zona molto affascinante, molto ricca, che sono i Colli Euganei, chiamati anche le colline di Venezia perché per vari motivi storici, tra cui i Colli Euganei hanno veramente fornito la materia prima su cui è costruita Venezia, ma anche i veneziani sono venuti sui Colli Euganei per soggiornare, per prendere il legno per le loro navi, per passare le loro vacanze, quindi un legame storico che abbiamo voluto mettere in evidenza. Ma in questo libro si parla soprattutto di un territorio che è rappresentato dalla strada del vino, territorio ricco di enogastronomia, di cultura, di moltissimi aspetti da visitare e da conoscere. Il fior d'arancio è la DOCG dei Colli Euganei, esiste in tre versioni: spumante, secco e passito, ed è sicuramente un vino molto, molto apprezzato e molto buono, ma parimenti importanti sono i vini rossi, il Colli Euganei rosso e tutti i vini che esprimono in maniera molto particolare il carattere vulcanico dei nostri colli. Mi ricordo forse 22 anni fa, la prima volta ho visto le Colli Euganei e veramente questa immagine resta nel mio immaginazione, nel mio cuore da quel momento, perché non c'è un altro posto nel mondo che ha questo tipo di bellezza e stranezza alla stessa volta. È molto affascinante, è come guardare un posto fuori del tempo, fuori della terra. È molto bello, molto bello. Credo che tra l'altro veramente siano state fatte degli investimenti molto importanti e interessanti tramite il programma di sviluppo locale del Galpatavino, che ha proprio puntato a far emergere quelle capacità e anche quelle idee, e questo libro è una vera idea, un'idea innovativa, proprio per far scoprire questi posti meravigliosi dal punto di vista turistico, che significa però anche di sostenibilità, anche economica del nostro territorio. L'importanza del territorio, il territorio fa nascere i vini, i grandi vini. Le aziende stanno lavorando moltissimo, specialmente i giovani, stanno investendo su questo territorio, sui vini, e stanno dando i primi frutti. Infatti ogni anno arrivano sempre premi nuovi che ci danno un conforto che siamo sulla strada giusta sulla qualità e la valorizzazione del territorio. Sicuramente una storia antichissima, quella delle Terme di Abano e Montegrotto, che ha avuto il suo periodo di massimo splendore con l'impero romano, ma che era già stata notata per le sue qualità terapeutiche e al tempo anche un po' magiche dal popolo dei Paleoveneti. Da quell'epoca, attraverso i secoli, le terme sono arrivate a noi come un tesoro della natura, un'acqua ipertermale salsobromoiodica che sgorga a bocca di pozzo alla temperatura di 80 gradi, quindi nelle nostre piscine noi l'acqua la raffreddiamo, un'acqua anche dalle proprietà curative scientificamente provate, le proprietà antinfiammatorie, antiossidanti e anche antistress, quindi un luogo per recuperare vigore, per mantenere un buono stato di salute oltre che per curarsi, una cura completamente naturale senza effetti collaterali, in un ambiente che è quello dei Colli Euganei, spettacolare, con paesaggi mozzafiato, prodotti tipici enogastronomici assolutamente originali, come avrete modo di leggere in questa guida, che poi è narrata anche con tantissimi aneddoti, quindi davvero molto piacevole da leggere. Quindi un territorio che deve essere scoperto da ogni turista per le sue 1000 sfaccettature e per la sua offerta così ricca.